Ecco, cari amici parrocchiani Telio di Cetello, di Villanova, Giussago, Brussa e Castello, Fossalta di Portogallo, sono qui per il consueto appuntamento di riflessione. Oggi voglio riflettere con voi nella bella lettura degli Atti degli Apostoli che ho letto questa mattina nella Santa Messa. Mi ha dato entusiasmo e nello stesso tempo è una parola forte che ci fa vedere in Pietro il coraggio di testimoniare Cristo risorto, ma anche di dire che Egli è l'unica nostra salvezza. Ascoltiamo il brano. Stavano ancora parlando al popolo quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dei morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero e il numero degli uomini raggiunse circa 5.000. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli: con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. Costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è divenuta la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Sarebbe bello leggere tutto questo capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, in quanto ci risveglia un attimo la nostra fede, il nostro avere il coraggio, ma soprattutto il nostro affermare con le stesse parole di Pietro che non c'è altro nome al fuori nel cielo nel quale è stabilito che noi siamo salvati. È solo Cristo la nostra salvezza. Ricolmo di Spirito Santo, ci viene detto. Abbiamo bisogno di invocare in questo tempo lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo col dono della sapienza, per accogliere la profondità della parola che ci viene donata in questo periodo, ma anche e soprattutto per cogliere la gioia della risurrezione di Cristo per ognuno di noi. Concludo con la preghiera del Vescovo, che poi è diventato dell'Arcivescovo, che poi è diventato Papa, Giovanni Battista Montini. Una preghiera quando era nell'arcidiocesi ambrosiana di Milano, nel periodo della Quaresima, nella lettera che aveva scritto nella Quaresima del 1955. Il titolo è Tu ci sei necessario, Cristo. O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario per venire in comunione con Dio Padre,
per diventare con te, che sei Figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi, per essere rigenerati nello Spirito Santo. Tu ci sei necessario, e solo vero Maestro della verità recondite e indispensabili della vita, per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo. Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, per scoprire la nostra miseria e per guarirla, per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità, per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono. Tu ci sei necessario, o Fratello primogenito del genere umano, per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della sofferenza e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione. Tu ci sei necessario, vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione e dalla negazione e per avere certezze che non tradiscono in eterno. Tu ci sei necessario, Cristo, Signore, o Dio con noi, per imparare l'amore vero e per camminare nella gioia e nella forza della tua carità, lungo il cammino della nostra via faticosa, fino all'incontro finale con te amato, con te atteso, con te benedetto nei secoli. Così sia. E do alle vostre famiglie quella benedizione nel Signore. E in questa chiesetta, anche la chiesetta di Sant'Antonio, per intercessione di Sant'Antonio da Padova, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.